Prova. Prova. Mi mandi la voce. Prova. Prova. Ok. Oh, così sì, mi sento bene. Senti. Sogni che viaggiano, ragazzi che spacciano. Ah, allora ci siamo, ti arriva tutto più o meno come desideri. Ecco la chitarra. Sogni che viaggiano, ragazzi che spacciano. Caramelle, zollette di zucchero. Treni giocattolo che fanno rumore mentre scendono. Ok. Oh, allora diciamo così, abbiamo fatto una cosa alla veloce, ma siamo veramente pronti perché lui è diciamo, un uomo solo al comando, giovanissimo cantautore. Abbiamo di nuovo il piacere di riaverti qui con noi perché ci sei venuto a trovare cos'era? Primavera? Maggio. Maggio, però torni diciamo sempre con quel progetto che sta andando sempre più a fuoco. Nel senso non che si sta bruciando, ma insomma che si sta configurando. Allora, signore e signori, accogliamolo con un applauso. Narratore urbano. Grazie. Benvenuto Ale. Allora, io so che è uscito questo singolo 1900, sta per uscire, sta per uscendo, come si dice. Sta uscendo, in procinto di uscire, mettiamola così. Uscirà a breve. Sì. E sarà l'ultimo pezzo di questa serata. Prima però prima ci arriviamo, a questo dulcis in 1939. fundo, come si dice. Sarà una cosa, diciamo, un concept quello che stai facendo, com'è? Mettiamola così, un pochino sì, nel senso che l'idea era quella di raccontare diverse storie, un po' da narratore urbano, mettiamola così. Giusto. Storie di diverso tipo. E in particolare anche storie un po' di degrado, un po' di raccontare quella realtà che tante volte cerchiamo di nascondere perché non è proprio così bella. Allora, con cosa, diciamo, con quale realtà partiamo adesso? In realtà adesso partiamo con una canzone un po' nostalgica, si chiama Proprietà di un fotone. Proprietà di un fotone, una canzone quasi diciamo fisica, anzi quasi quantistica. Mettiamola così, Una mi piace canzone quantistica come definizione. Una canzone quasi quantistica. Signori e signori, narratore urbano. Grazie. Sogni che viaggiano, ragazzi che spacciano, caramelle e zollette di zucchero, con treni giocattolo che fanno rumore mentre scendono a piedi nudi. Lungo le scale erano tempi più semplici, anche se faceva più freddo. Ogni occasione era buona per fare, inscenare una rivoluzione, scendere in piazza con lacrime di rabbia e nulla da perdere. Tra la gente che lotta come megafoni in faccia, come grammofoni abbandonati. Nelle cantine con bottiglie di vino vecchie di 100 anni. La guerra giocattolo non fa per noi, la guerra giocattolo. E giocavamo a spararci i pallini di carta in faccia, i walkie-talkie pinzati nella maglia sudata e sudicia, quelli della Bronti, Vasco le luci della centrale e Matera di notte. Devo fare a botte con il pensiero dei sassi e le rotte. Nazionale, e tu mi dirai che hai scoperto un bosone, ho le proprietà di un fotone, le proprietà di un fotone, le proprietà di un fotone, proprietà di un fotone. E nonostante tutto sì, ti sono mancato come i tempi del liceo. Ripasseremo inglese perché sai che io ho una pronuncia maledettamente sbagliata e giocherai a fare la bambina più grande, a voler fare l'amore. Mentre fuori piove stringi il tuo corpo bianco nel tuo cappotto rosso, quello con i bottoni grandi, 4x4, 6x6, 36, e ti stringi sul divano sotto candele che tremano come nelle chiese. Il frastuono del silenzio sfumerai come un sogno, sfumerai come un sogno. Domani mattina hai l'esame del DNA o di maturità, chi lo sa, e resterà impressa come i solchi che tracciano i vinili. Quanto è sbagliato, wish you were here, quanto è sbagliato, dimmelo tu. E ci scriveremo a distanza con la posta elettronica e incorniceremo le lettere per sentirci meno soli come quadri di canaletto in pinacoteca di Brera. E intanto tu hai scoperto un bosone, ho le proprietà di un fotone che
finisce schiantato contro il muro di cartapesta, come questa canzone. Come questa canzone. Come questa canzone. Come questa canzone. Le proprietà di un fotone. Grazie. Gentilissimi. Le proprietà di un fotone, narratore urbano, qui ospite al salotto, chiaramente tu giustamente come dal nome appunto dici mi piace raccontare Sì. le storie, tu sei giovanissimo ma io la cosa che mi hai fatto venire in mente, chi lo sa se ne hai mai ascoltati, di Massimo Volume, tu hai mai sentito di Massimo Sì, Volume? sono un gruppo che apprezzo tantissimo. E Ti abbiamo infatti beccato allora qua nel back la office. hai visto? narrazione è una parte che ho preso un po' da loro, un po' da artisti della scena rap. Sì. Ed è una cosa che cerco di portare avanti, nel senso che cerco di evitare di cantare i miei pezzi o comunque solo nelle parti più intense e cercare di narrarli, perché tante volte ci dovremmo soffermare di più sui racconti, tornare a quei tempi, magari agli Aedi, a quelle cose antiche. Vabbè, adesso tutti di fuori delle parole quasi straniere, però io volevo semplicemente come dire, ricordare, cioè salutare Emilio Clementi perché insomma è come dire, una figura veramente importante. Sono contento che anche come dire, autori giovani come te chiaramente l'abbiano incontrato e l'abbiano seguito. Allora, la prossima narrazione invece dove ci porta? Dove ci puoi Questa far andare? canzone Siamo andati nella fisica quantistica? Questa canzone si chiama Granchietti. Granchietti, quindi dove andiamo? Al mare, quindi. Non voglio svelare troppo. Non lo sveliamo troppo, però potrebbe essere un pezzo, diciamo. Il mare c'entra. Il mare c'entra, anche la scogliera, chi lo sa, la spiaggia. Sì, diciamola di sì. Tuffiamoci in questi granchier. Proviamo. Proviamo. Questi sono tutti brani che comunque saranno, come dire, che tu ci fai in anteprima, che poi dovrebbero far parte di questo. Dovrebbero uscire nel 2020 in un album che sto appunto cercando di finire. Però il primo singolo appunto uscirà nelle prossime settimane. Ma sarà l'ultimo che sentiremo questa sera. Adesso Esatto. Granchietti. Quando noi bambini siamo piccoli, gattoniamo a malapena. Anche il pianerottolo di casa può diventare una terra straniera. Quando noi bambini siamo piccoli, normalmente piangiamo per avere attenzioni, ottenere da mamma o da papà una carezza, una buffa espressione. E ci piace dormire abbracciati ai peluche e coccolati da vasche immense di tanti piccoli giocattoli colorati. E in spiaggia la sabbia è così bella perché nasconde tanti segreti, concrezioni di pensieri che restano evidenti, sono nel cuore dei poeti. Ora posso vedere il mare nelle sue profondità, anche se fa paura affacciarsi a questa immensità. Ora posso vedere il mare e questi piccoli granchietti che camminano sul fondale. Non ci sono dei posti in cui strillare, non è propriamente adatto. Luoghi dove se ti affacci dalla finestra potrai vedere solo un cratere d'impatto. Un odore rosso nauseabondo impasta con le macerie lungo queste strade. Mamma mi prende in braccio, mi dà un bacio e dice che da qui bisogna scappare. Ci sono alcuni che giocano a guardie e ladri, alzando in su le mani. Altri vestiti di verde dicono di essere soldati americani. Il deserto è caldo rovente, come i più profondi spazi cosmici. La fame e la sete che lasciano il posto sono i pensieri tossici. Darian, Zuara, Tripoli, la costa che incrocia lo sguardo degli scafisti. Ma dopo che questo gommone rattoppato ha preso il largo, chi li ha più visti? Tentato guardarsi indietro finché le luci della costa non saranno lontane. Questi sta stretti come tanti pacchi postali stipati su un furgone. Ora sono finito in mare nelle sue profondità, anche se fa paura affacciarsi a questa immensità. Sono finito in mare e questi piccoli granchietti che camminano
verso il cielo. Le raffiche di maestrale si fanno intense, ma un elicottero adesso ci vede. Un uomo si alza in piedi di fianco a me, ma il lato di questa barca cede. Sento il vuoto dietro i capelli per un lungo secondo infinito. Mamma cerca di afferrarmi digrignando il viso, ma sfiora soltanto un dito. È il dolce silenzio di quest'onda che mi trascina lì dentro il mare. Apro le braccia, ma io non so nuotare, non so nuotare, non so nuotare. Sento l'acqua che mi avvolge, tutto si fa velocemente, nero e confuso. E il rumore delle eliche che si allontana sempre più in quest'ultimo pensiero convulso. E il freddo assale queste braccia che non afferrano, questo sole che muore. Grazie mamma per aver provato a darmi un'altra opportunità, un'altra vita forse migliore. Ora sono finito in mare, nelle sue profondità, anche se fa paura affacciarsi a questa immensità. Ora sono finito in mare e questi piccoli granchietti che camminano sul fondale, che camminano sul fondale. Narratore urbano, questi erano i granchietti, diciamo, i granchietti. Adesso, diciamo, in una scaletta io mi aspetterei una canzone d'amore. C'è una canzone d'amore questo? No. Mannaggia la miseria. O meglio, diciamo che amore no, però in un certo senso è una tematica che si avvicina. Però in negativo, molto. Vabbè, in adesso negativo. non mi fare la parte del professore che uno ti ha fatto la domanda, tu in qualche modo la giusti. Non è, diciamo, Io d'amore, invece- come si intitola il prossimo brano? Che cos'è questa? Invece come, da dove Il lo prossimo prendiamo? brano si chiama Zucchero filato, forse Zucchero filato. Guarda, potrebbe essere una canzone dolce, Però- agrodolce. agrodolce. Vabbè, è chiaro che a te piace un po' stupire, quindi questo è Zucchero filato, però probabilmente agrodolce, signori e signori, narratore urbano. Lei si sente osservata e non sa perché. Ti guarda in faccia e pensi che sia lì per te. Guardi gli altri, pensi che siano lì per giudicare, mentre gli altri pensano: io voglio solo il mare. Siamo soli come tombe dopo i funerali, come panni stesi durante i temporali. E intanto intingi i tuoi ricordi nella cioccolata, perché stamattina la senti un po' sbagliata. Ed eri così bella nella tua fragilità, forse per colpa delle parole di tuo papà, sempre a sussurrarti dietro che non puoi fallire, come se fosse un videogioco dove non puoi morire, chiusa dentro il tuo castello sopra la collina. Eppure dici: io ero solo una bambina. Sei vietato guardare e pensare, anche se fa male. Dentro di te ci sono gli abissi, l'oceano e il mare. Sopra i tuoi pensieri, sopra i tuoi pensieri, sopra i tuoi pensieri, sopra i tuoi pensieri. E dietro a queste carte gialle ti senti morire. Papà, volevo chiederti se posso uscire, ma la risposta perentoria ti è stata data, ti è arrivata dietro come una pugnalata. Tu stai crescendo e stai diventando bella, ora il tuo viso brilla come una perla. Visto che tua madre stasera è uscita all'imbrunire, io resto a casa con te, mi voglio divertire. E mentre lui ti getta le mani grandi al collo, tu urli silenzioso: no, non voglio. La stanza è buia e non resta che la paura e la vergogna di chi si sente come un'impura. E sulle tue guance di zucchero filato piovono parole di chi non ti ha mai amato. Sola sei nata e sola sei rimasta, mentre il tuo corpo viene venduto all'asta. Grazie.
Grazie davvero. Narratore urbano, questa era il tuo zucchero, diciamo, zucchero filato, questo è un percorso all'interno di quello che potrebbe essere, insomma, questo album, insomma, le canzoni che faranno parte di questo album che dovrebbe uscire nel 2020, però Sì. una cosa è sicura, sta per avere, come dire, la sua release date, questo singolo che si intitola 1939, cos'è, un brano distopico? Sì, un brano distopico, L'ho diciamo beccato distopico. che, vabbè, ormai penso che si sia capito un po' il mood delle mie canzoni, quindi Mi piace questa sono un cosa qua. pessimista di Sei fondo, pessimista. quindi Perché 39, diciamo, adesso passa pure la sirena che fa parte comunque di questa del ambientazione. contesto, che bello. Certo, 1939 non è che bisogna essere, diciamo, è un anno un po' delicato perché Sì, poi dopo c'è stato il 40 e anzi è cominciata lì la seconda la guerra seconda guerra mondiale. mondiale. Tra l'altro penso che sia tra qualche giorno proprio l'anniversario dell'inizio della... E lì farai uscire il singolo, di la verità, non lo volevi dire, ma Potrebbe essere, potrebbe essere in potrebbe essere. concomitanza con l'anniversario di questa seconda guerra mondiale che all'inizio sembrava una guerra lampo, Sì, però poi è poi finita è stata, male. insomma, sappiamo. Però in realtà il mio vuole essere un paragone tra gli anni del 1939, prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, quindi lo stato i tiranni, le dittature, i totalitarismi, e dall'altra parte il 2019. In fondo finiscono entrambi per 9, sono... Vabbè, era meglio 69 a questo punto, diciamo. Sì, Tra le 69 ci stava varie- effettivamente. però, Dopo il diciamo, 68. va bene, allora senti, adesso al di là, diciamo, di questi nostri numeri che stiamo dando, questo è il titolo certo di questo brano Sì, che che sarà in uscita ad ottobre, ad ottobre. la prima settimana di ottobre. La data non la dico ancora, ma è la Vabbè. prima settimana di ottobre. Per seguire la data andate direttamente sulla pagina Sì, Facebook di sì, Narratore oppure sulla Urbano. pagina Instagram, O sulla pagina, insomma, i vari social social. network. Allora 1939, Narratore Urbano. Mi avevi chiesto di non cercarti, di trovare un'altra soluzione al mio problema, che non mi avresti dato nulla in cambio. Impegnata con i tuoi sogni, la tua carriera, una chimera, sogni tuoi o dei tuoi, ora dimmi cosa fai. Scappi. È caduta un'altra bomba, un altro camion sulla folla, hanno bruciato il fantoccio ed eletto il tiranno in nome del popolo sovrano. E chiudono i porti, saltano i ponti, i ragazzi si sballano e non sentono che il loro tempo è finito o non è mai iniziato. Scrivate che sei dall'altra parte del mondo, sai che non ti amo e non ti odio, ma solo tu comprendi quello che ora io provo. E so che ti avrà scritto Mary, che l'avrà fatto l'altro ieri, per dirti di non darmi retta, ma io non ho nessuna fretta. L'altra mattina hanno ammazzato uno davanti a Sant'Ottavio. Non arrivava alla fine del mese, ha vomitato il suo fegato per pagare le spese. Il tiranno divide e comanda, incita all'odio di quello che scappa. Il popolo innalza muri in frontiera, si nutre di rabbia ed è primavera. Generazioni siglate e marchiate come cavie da laboratorio. Proveranno su di noi qualche prodotto per farci marcire l'intelletto. Dicono che gli apatici siamo noi, che non abbiamo apprezzato i loro sacrifici, ma distruggono tutto quello che toccano. Non siete un modello, ma i miei nemici. E il tiranno che impera in diretta assottiglia e fa la voce grossa, lobotomizza le masse, innalza le piazze dalle balconate. Il popolo canta cori da sacre, capalla di neve, elogia Napoleon che darà il male a tutti noi tutte le sere. Combatteremo per loro, moriremo per loro, rapire le fosse comuni. E un attimo ancora le spine rose bianche, macchiate di sangue. Vorrei urlare in faccia alla gente, l'ascolta non sente quello che dice, ma ormai sono condannato ad essere Orfeo e tu la mia Euridice. Ti piace questo 1939? Dimmi se ti piace.
Grazie, grazie davvero. Grazie al narratore urbano, grazie Mao. mille. In Grazie bocca- davvero a tutto lo staff per questa magnifica serata. Grazie a te, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per Grazie. questo tuo nuovo lavoro. Ringraziamo chiaramente tantissimo Ah, anche gli altri ospiti che sono assolutamente. intervenuti, ovvero Mari e Luca e i Vocal Mood. Thank you very much. Ringraziamo la parte tecnica Sergio Olivato e Danilo Samà da Bruxelles. Per questa settimana è tutto, noi vi diamo appuntamento al prossimo lunedì sempre qui in Piazza Vittorio. Allora come sigla noi stasera eccezionalmente, visto che ho appena fatto uscire questo singolo che si chiama Nudi alla meta, ve lo mandiamo diciamo non in streaming ma in diffusione diciamo audio, e con questo veramente una buona serata a tutti e tante belle cose dal salotto di Mao. Bye bye.